Il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buonasera e benvenuti al TG di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con il sussidiario.tv. In apertura, Donald Trump stringe il cerchio sull'Iran. Nuovi raid americani, blocco dei porti e traffico quasi fermo nello stretto di Hormuz, con il rischio di rincari su energia e carburanti. A Genova è attesa oggi la sentenza di primo grado per il crollo del ponte Morandi, costato la vita a 43 persone. Il governo prepara una stretta contro baby gang, coltelli e violenze di strada, rafforzando anche la tutela degli agenti. Matteo Salvini chiede al presidente Mattarella la grazia per Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi. Giustizia definitiva anche per Saman Abbas. Ergastoli confermati ai genitori e ai 2 cugini, 22 anni allo zio. E da oggi assicurazione obbligatoria per tutti i monopattini elettrici in circolazione. Questi i titoli. Ora entriamo nel vivo del giornale. Trump stringe l'Iran. Hormuz, raid e blocco navale. Donald Trump stringe il cerchio sull'Iran. Gli Stati Uniti hanno colpito centri di comando, difese aeree, postazioni missilistiche e sistemi usati per minacciare le navi nello stretto di Hormuz. Colpita anche Bandar Abbas. Washington ha ripristinato il blocco dei porti iraniani. Il traffico è crollato e le petroliere restano alla larga. La Casa Bianca punta a difendere la navigazione e a riportare Teheran al negoziato. J.D. Vance ha escluso l'invio di 150.000 soldati per imporre un cambio di regime. Forza e deterrenza, non un'altra guerra infinita. Ma se Hormuz resta ostaggio dell'Iran, saliranno energia e carburanti. L'America agisce. L'Europa rischia di pagare. Ponte Morandi, ora giustizia. Oggi il verdetto di primo grado. 43 persone morirono su un'autostrada che doveva essere sicura. A quasi 8 anni dal crollo del ponte Morandi, il processo arriva oggi alla sentenza. Il verdetto è atteso dopo 284 udienze e 57 imputati. Matteo Salvini ha ricordato che chi gestisce le autostrade deve garantirne la manutenzione. Sarà il tribunale a stabilire colpe, assoluzioni e pene. Ma le famiglie hanno diritto a risposte chiare. 43 vite non possono scomparire dietro omissioni e competenze rimpallate. Stato contro Maranza. Bande, coltelli e tutela agenti. Si cambia. Il governo prova a riprendersi strade e luoghi della movida occupati dalle bande violente. Il nuovo disegno di legge rafforza gli strumenti contro baby gang, vandalismi, coltelli e intimidazioni. Il questore potrà vietare aggregazioni ai soggetti pericolosi. Il fermo preventivo viene esteso ai minorenni in presenza di armi, oggetti offensivi o precedenti per droga. Potranno intervenire gli agenti della polizia locale. Pene più pesanti per i danneggiamenti commessi da almeno 5 persone. Le lesioni agli agenti diventeranno procedibili d'ufficio. Il testo dovrà passare dal Parlamento. Ma la direzione è chiara. Chi gira armato e terrorizza i cittadini deve temere lo Stato. Le persone per bene devono fidarsi delle divise. Grazia per Mario Roggero! Salvini si appella a Mattarella. È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise 2 rapinatori e ne ferì un terzo dopo l'assalto alla sua attività. La Cassazione ha escluso la legittima difesa perché li inseguì e colpì quando l'aggressione era terminata. Matteo Salvini non contesta la sentenza, ma chiede a Mattarella la grazia, sostenendo che Roggero non meriti la cella con criminali abituali. Le norme valutano davvero la paura di chi vede la famiglia minacciata? La giustizia ha deciso. La clemenza spetta al capo dello Stato. Giustizia è fatta per Saman. Ergastoli ai familiari integralisti e omicidi. La Cassazione ha chiuso il processo per l'omicidio di Saman Abbas, confermati gli ergastoli per i genitori e i 2 cugini, 22 anni allo zio. Saman aveva 18 anni quando venne uccisa a Novellara dopo essersi opposta a un matrimonio imposto. Non è un conflitto familiare, ma una libertà negata con la violenza.
Nessuna tradizione, religione o autorità familiare può stare sopra la legge e la dignità di una donna. Le responsabilità appartengono ai 5 condannati, non a un'intera comunità. Ma l'integrazione richiede il rispetto delle nostre libertà. Nessuna ragazza può essere condannata a morte perché vuole essere libera. Monopattini, assicurazione obbligatoria. Da oggi più sicurezza sulle strade. Da oggi tutti i monopattini elettrici sulle strade italiane devono avere un'assicurazione di responsabilità civile. L'obbligo si aggiunge al contrassegno identificativo previsto dal 16 maggio. Il principio è semplice. Chi può provocare un incidente deve essere identificabile e garantire il risarcimento. Non è una guerra alla mobilità elettrica, ma la fine di un'anomalia che lasciava le vittime senza copertura. Libertà di muoversi sì, non di lasciare agli altri il conto dei danni. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Hormuz e la strategia di Pechino. Cina, il fattore tempo contro gli Stati Uniti. Trump usa la forza per difendere la navigazione e spingere l'Iran al negoziato. Teheran trasforma Hormuz in un'arma. Dietro lo scontro c'è però un terzo protagonista che non spara e non mostra le carte. La Cina. Elisa Querini, analista del CESI e responsabile del desk Asia-Pacifico, spiega al sussidiario.net che per l'Iran lo stretto è una leva strategica irrinunciabile. Pechino può aspettare, ha grandi riserve, ma resta il maggiore importatore mondiale di greggio e dipende dal Golfo. Se la chiusura si prolungasse, potrebbe rivolgersi alla Russia o usare canali alternativi per aggirare le sanzioni. La Cina studia le vulnerabilità occidentali e cerca di trasformare la crisi in un vantaggio. L'amministrazione Trump opera però in un equilibrio precario, condizionato dal costo delle armi, dal prezzo della benzina e dal consenso. La lezione è netta. Senza sovranità energetica si dipende dagli altri. Trump usa la forza, l'Iran il petrolio, la Cina il tempo. L'Europa rischia di usare soltanto le parole. Suicidio assistito si vota in Emilia. La battaglia per cura e dignità. In Emilia-Romagna, la proposta di legge sul suicidio assistito voluta dal centro-sinistra ha superato la commissione e arriverà in aula il 23 luglio, con effetti concreti sul servizio sanitario. Valentina Castaldini, consigliera regionale intervistata dal sussidiario.net, annuncia il voto contrario. A suo giudizio, una legge presentata come libertà individuale rischia di lasciare il malato solo davanti alla sofferenza. Il punto è quale risposta debba dare la società. Prima di organizzare una procedura per morire, lo Stato deve garantire cure palliative, terapia del dolore, sostegno psicologico e vicinanza alle famiglie. 3 emendamenti sono stati approvati. Medici e operatori parteciperanno solo volontariamente. La commissione dovrà incontrare il paziente. Potranno essere ascoltati familiari e persone indicate. Restano 2 richieste: proporre sempre un percorso palliativo e scegliere gli specialisti per competenza. Una società non misura la propria modernità dalla rapidità con cui autorizza la morte, ma dalla capacità di non abbandonare chi soffre. La vera sfida è garantire la libertà di non restare soli, senza cure e senza speranza. E con questo si conclude l'edizione di oggi del TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. Grazie per averci seguito. Appuntamento a domani, alla stessa ora, sulle frequenze di Radio Libertà. Avete ascoltato